Buonasera a Tosco Service, nei sponsor del Circolo Formatori del Sud, dare il benvenuto a Cristoforo Parri che presenta le formazioni delle squadre. Arbitro della partita i signori Matteo Alocchi di Lavorano e Vincenzo Manuele di Giuliazzo. Arbitro ausiliario il signor Pierpaolo Montone di Grosseto. Buonasera, ben ritrovati dalla pista Mario Parri di Grosseto. 25esima giornata di campionato del massimo torneo Serie A1. Questa sera a Grosseto è ospite il Forte dei Marmi, inquadrato da Beatrice Ovelli, la cameraman. E salutiamo la squadra del Forte dei Marmi che giunge in Maremma, Forte del secondo posto, adesso inquadrata con la divisa bianca, la formazione di casa. Sentite nel frastuono del piccolo impianto maremmano l'accoglienza del pubblico per il circolo pattinatori Grosseto, la formazione allenata da Massimo Mariotti che stasera all'11° posto in campionato. Stasera ha la possibilità, cogliendo un risultato positivo, di staccare finalmente il pass per la salvezza diretta, ma sarà una sfida sicuramente improba per la squadra di casa, perché il Forte dei Marmi, reduce da una vittoria, diciamo così, di prestigio, che ha consolidato il secondo posto della formazione versiliese,
è chiaramente favorita in questo penultimo turno della regular season. A difendere quindi il secondo posto in graduatoria, staccato di 6 punti dal Forte dei Marmi. Scusate, il Forte dei Marmi è staccato da 6 punti dalla parte del Trissino. Prima in classifica la formazione versigliese si presenta in Maremma con il capitano del portiere Riccardo Ognata, Federico Ambrosio, Andrea Borgo, Diego Checherches, Patrizio Ipinazar, Francesco Rossi, Tommaso Giovannelli, Francisco Ipinazar, Eric Toner e il secondo portiere Raffaello Ciupi. Massimo Mariotti per la gara odierna recupera dopo 9 turni di indisponibilità l'argentino, il giocatore Gabriel Cairo, che per l'intervento alla mano è rimasto a lungo assente. Oltre a Gabriel Cairo può contare sul portiere Filippo Fongaro, Francisco Barragan, Pablo Saavedra, Alberto Capiddu. Scusate, attenzione però perché qui mi casca tutto. Piano qua, non vi appoggiate qua perché sennò mi casca, no, che si parla. Dunque, tornavamo in cronaca, dunque dicevamo abbiamo difficoltà nel posizionamento della nostra postazione. Comunque a disposizione per il Grosseto Fongaro, Barragan, Saavedra, Capiddu, Gastone Alberto De Oro che ha compiuto ieri gli anni, a cui vanno i nostri auguri, Stefano Paghi, Sigliero, Giabbani, Cairo e il secondo portiere Gabriele Irace. Cominciato adesso, grazie per le sovraimpressioni a Valentina Nesi che è qui con me. Andiamo a raccontarvi il penultimo turno di campionato. Forte in attacco, la conclusione, la rete immediata di Eric Torner. E il vantaggio del Forte dei Marmi che passa in vantaggio. Vediamo, c'è un protesta anche sotto la nostra postazione nei confronti del direttore di gara. Si è alzato anche abbiamo visto la tribunetta della presidenza sotto la nostra postazione. Andiamo a rivedere al rallentatore la soluzione che ha portato al vantaggio immediato il Forte dei Marmi, quindi alla prima azione manovrata. Rosso-blu in vantaggio. Adesso colpita a freddo, vediamo l'evolversi della gara. Intanto va la conclusione immediatamente sulla ripartenza Federico Ambrosio. Palla fuori, una ripresa per il Grosseto, quindi Grosseto subito sotto di un gol. Il Capitan Saavedra a costruire, De Oro. Si allargano i giocatori di Massimo Mariotti, si torna bassi dalla difesa con De Oro che ha 5 secondi per superare la metà campo. L'appoggio a Barragan. Osserva il piazzamento dei compagni, 15 secondi per lo sviluppo dell'azione. Dietro la porta Saavedra, 10 secondi. Ha provato lo smarcamento De Oro, allora poi va la conclusione e poi il tap-in che non riesce di Sigliero. Prima azione manovrata del Grosseto col Forte che ha lasciato, diciamo così, senza troppa pressione la costruzione della squadra di casa. Forte in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Eric Torner. Alla prima opportunità, Versigliesi in vantaggio.
La girata controllata, ha provato a sbucar via dalla marcatura Francisco Ipinazar. E dunque possesso Grosseto con De Oro, giro palla con Barragan, è il Tonci che verticalizza, va da Sigliero, è l'assist per De Oro, c'è Gnata che si è disteso a controllare. Opportunità per il Forte, la risposta è di Fongaro, opportunità nitida per Mattia Giabbani, smarcato solissimo in aria, opportunità per Giabbani di raddoppiare, Fongaro con il corpo e allora ancora Grosseto sotto di un gol, la formazione che attacca. Palla alzata, allontanata da Gnata, controllo difficoltoso, spazza via il Forte innescando nella metà campo Ambrosio. Ruba il circolo pattinatori, Grosseto con Barragan. Vertice basso, Francisco Barragan, sale dalla metà campo. Saavedra dietro la porta di Gnata, che serve al posizionamento dei compagni. 15 secondi per lo sviluppo della squadra di casa. De Oro va a concludere, doppia deviazione, recupera Sigliero. Il cronometro scorre, mancano pochi secondi, vediamo azione personale di Sigliero con la girata, ancora opportunità che prosegue, c'è stato il tocco di Gnata, si è azzerato il cronometro, poi chiude la difesa rossoblù. Allora Forte dei Marmi, con calma, senza forzare, vantaggio con il gol di Torner, la squadra rossoblù raddoppia. Eccola qua, andiamo a rivedere la botta di Eric Torner al rallentatore, vediamo la doppietta del numero 99. Forte 2, Grosseto 0. Questo avvio di primo tempo, doppietta di Torner, prova il Grosseto, abbiamo visto il tentativo di conclusione di De Oro. Ora lo sviluppo dei rossoblù che sono passati sul 2-0 da pochi secondi, non c'è fallo. Qui riparte con il possesso del Grosseto, ancora De Oro, va nell'angolo, ingaggiato da Torner, Saavedra. Gnata allontana nella zona di campo dove non c'è nessun giocatore e prova all'alza e schiaccia De Oro. C'è Barragan, difficoltà sulla pressing di Giabbani, va a terra Barragan col fallo da rigore. Ha subito il contatto in area Francisco Barragan. Dolorante, il numero 88, intervento tecnico ora per la Polizia del Campo, andrà comunque a tentare la realizzazione Gaston De Oro col Grosseto sotto di 2 lunghezze. Sta per scoccare il 6° minuto del primo tempo.
Allora l'esperto marcatore italo-argentino sfida Regnata. La parata con i piedi di Gnata, De Oro ancora, prova all'alza e schiaccia e poi con il pattino blocca Gnata. E Riccardo Gnata nel duello alla meglio, sventata l'opportunità per il Grosseto. Forte che mantiene i 2 gol di vantaggio. Allora ancora sviluppo della formazione di casa. Saavedra per Barragan. Barragan sfida Turner, poi l'incrociato è alto, recupera Capitan Saavedra. Grosseto nella metà campo del Forte, nel contrasto è Turner che scappa via, poi un contatto non fischiato ai danni di Turner che era caduto uscendo dalla difesa. La pallina vinta da Saavedra. Sigliero chiuso dal raddoppio, Forte che si appoggia a Ambrosio. Ora pulisce i Pinazar lasciando a Turner, nell'angolo si va a Federico Ambrosio. Pallina ricacciata all'indietro, time out chiamato da Mirko Gerone. Va dalle panchine, prima interruzione tecnica. Avvio di partita con la doppietta di Henrik Turner e il rigore concesso per fallo in area ai danni di Barragan. Per il tiro, il tentativo di trasformazione di De Oro e la parata con il pattino di Gnata. Andiamo a rivedere il raddoppio del Forte con un tiro dalla lunga distanza che ha trovato l'incrocio alla destra di Fongaro. Questo avvio della penultima giornata di campionato che vede quindi il Forte dei Marmi in vantaggio per 2-0. Si giocano in contemporanea anche le altre gare, a eccezione fatta di Trissino Novara. Grosseto che riparte con Saavedra chiuso dal subentrato col numero 6 Andrea Borgo. Poi la conclusione dalla distanza di Barragan, ancora Gnata. La parata di Gnata al tiro dalla media distanza. Forte dei Marmi, circolazione di palla, avanti per 2-0. Azione che parte con molta calma, poi la verticale cercata per Patrici Pinazar che ha tagliato al centro, ha trovato Fongaro attento. Francisco Pinazar sotto la nostra postazione. Torna sui suoi passi il Forte, si rivà da Turner. Circolazione di palla con il Grosseto che difende ai lati della propria area. Tentativo di Turner che sembra quasi un'azione personale, poi lo sviluppo dell'azione si perde. Cambia il possesso Grosseto che si propone in fase d'attacco. Sotto di 2 gol. Avvio contraddistinto dalla doppietta di Henrik Turner.
10 secondi per il circolo pattinatori Grosseto. Va Sigliero al lato dell'area, il tentativo di innescare Saavedra che recupera poi la girata, l'opportunità per Barragan. Ancora la palla è buona, ottima la parata di Gnata. Ancora Gnata che respinge. Fallo sanzionato dal direttore di gara. Primo fallo di squadra per il Forte dei Marmi. Situazione di 1-1 per quanto riguarda le infrazioni. Il palazzone passando da Saavedra il Grosseto, poi lascia a Francisco Barragan. Saavedra serve De Oro dietro la porta di Gnata. Gnata controlla la palla, lo scavalca, poi termina sulla parte superiore della rete. Quindi interviene il direttore di gara a interrompere il gioco. Col Grosseto che sta attaccando con una certa decisione. Il Forte non porta pressing alto, quindi c'è possibilità per la squadra di Mariotti di provare a imbastire manovre d'attacco. Intanto cambia il bastone Francisco Epinasar, che torna in difesa, e dall'ingaggio spunta vincitore Patrici Epinasar che va a superare la metà campo. Forte dei Marmi, un errore in retropassaggio, supera comunque la metà campo senza infrazione Eric Turner. 10 secondi per l'attacco dei Versigliesi. Turner ancora, tentativo questa volta addomesticato dalla retroguardia con Fongaro sul primo palo. Va a salire dalla difesa il Grosseto. De Oro raddoppiato, sguscia via, poi alla meglio Francisco Epinasar. Cambia la partita del Forte. Entrato Francesco Rossi, che è andato adesso a impossessarsi della sua prima pallina della serata. Turner, autore delle due reti del Forte, porta il possesso dalla metà campo del Grosseto. Il tentativo di verticale. Chiude la difesa ancora Turner, al centro non arriva Rossi. Ancora Barragan che inciampa su questo controllo. De Oro e allontana Gnata dopo aver controllato, e poi perfeziona il disimpegno lanciando fuori dal campo di gioco. Cambia Massimo Mariotti, inserisce Stefano Paghi al Alberto Cabiddu. Primi sprazzi di gioco per i due subentrati, quando siamo quasi giunti a metà del primo tempo. Forte dei Marmi che riconquista il possesso e sale con Francisco Epinasar, si appoggia a Borgo. Rossi, Borgo, Turner, c'è spazio centralmente, attacca Turner, non trova la porta, poi ci pensa Cabiddu a portar via dopo l'intervento di Fongaro. Spazio per la percussione di Turner che ha tentato il tris. Saavedra insiste, Saavedra colpito in area e viene concesso il secondo rigore di serata sul fallo commesso ai danni di Pablo Saavedra. Secondo tentativo per la formazione di casa. Va a incaricarsi della trasformazione Francisco Barragan.
tiro al lato di Barragan che poi recupera, alza e schiaccia e poi c'è il gol. Accorcia le distanze Francisco Barragan. Allora vediamo lo sviluppo dell'azione con Barragan che ha recuperato il proprio errore. Accorcia le distanze il Grosseto. Quindi sulla respinta del rigore, secondo tentativo fallito dal dischetto del tiro di rigore per il Grosseto, ma Barragan è stato bravo assessandosi sulla ribattuta di Gnata. Cabiddu salta un uomo, poi va a cercare al centro per Saavedra. La verticale per Borgo, per il Forte che si ripropone in attacco, avanti di un gol grazie alla doppietta di Turner. Turner che si getta in avanti nell'angolo, poi elude Barragan. Barragan gli porta via il possesso. Cabiddu, chiuso da Borgo, rinviene Barragan, che quindi copre l'errore del compagno. La Saavedra non trova spazio, ma è falloso l'intervento di Borgo. Protesta la propria innocenza, anzi va a protestare Francisco Ipinazar. Terzo fallo di squadra per il Forte dei Marmi. È sul punto di battuta per il Grosseto, una posizione molto laterale, la quale sceglie di andare a costruire il Grosseto. Barragan, l'autore della rete, per ora l'unica rete messa a segno dal Grosseto. Cabiddu scambia con Paghi, ancora Cabiddu lascia Barragan arretrato. Stefano Paghi, 10 secondi per l'attacco, si va da Saavedra. Saavedra dietro Gnata, giocatori larghi, non c'è nessuno in area che attacca. Allora Saavedra rientra in area e poi il possesso è Gnata che appoggia ai Pinazar. E quindi esce dalla difesa il Forte dei Marmi. Francesco Rossi. Costruisce dal basso il Forte dei Marmi. Vediamo i Pinazar con la conclusione chiusa col corpo da Paghi. Borgo. Ha cercato il Patrizio Pinazar. Rossi. Chiude Saavedra, la pallina resta lì pulita da Cabiddu. Recupera la sfera il Grosseto. De Oro, Saavedra, in cerca di spazio il Grosseto. 20 secondi per lo sviluppo dell'azione. Cabiddu prova ad andare via in velocità. Cabiddu nell'angolo, c'è il supporto di De Oro e poi rinviene Borgo. Pasticcia in difesa il Forte dei Marmi. L'intervento del direttore di gara. Prende l'azione con l'attacco del Grosseto sotto di una lunghezza.
Grosseto che ha riaperto il parziale dopo il 2-0, la doppietta di Turner con la rete di Barragan. E qua non inquadra la porta Ambrosio, sembrava un'opportunità abbastanza ghiotta per uno dei migliori marcatori della Serie A1. Non ha chiuso sul palo lungo Ambrosio. Grosseto che porta due giocatori in area, poi Saavedra a centrocampo, rimpallo che favorisce il forte Borgo, para a terra Fongaro, smarcamento per Borgo che ha concluso sul primo palo dove era appoggiato Fongaro. Time out richiesto, si è accesa adesso la campana, time out richiesto da Massimo Mariotti. Lo Grosseto che ha compiuto metà della rimonta. Allora andiamo a rivedere quella che è stata la realizzazione del Grosseto con Barragan che ha ripreso e poi con l'alza e schiaccia che supera Gnata, autore di una prestazione sontuosa sino qua. Andiamo a vedere anche dagli altri campi i risultati che vedono il Giovinazzo in vantaggio sul terreno del Valdagno per 2-1, il Monza in vantaggio per 2-0 a Sarzana, il Montebello scusate in vantaggio per 2-0 a Sarzana e il Bassano in vantaggio per 2-0 a San Drigo. E dopo il time out si riparte con i 30 secondi per lo sviluppo dell'azione del Grosseto. Cabiddu nell'angolo chiuso con forza da Patrici Pinazzar, poi c'è il raddoppio, la pallina è contesa, quindi si sfidano per il possesso vinto da De Oro. Ancora Grosseto che mantiene la palla, Stefano Paghi lascia ad Alberto Cabiddu che supera la metà campo in qualche modo. Paghi la distanza, Gnata la parata, poi recupero di Patricio e Pinazzar. Allora Forte che sale fraseggiando, Turner autore di una doppietta questa sera che porta all'attacco nell'angolo sotto la nostra postazione. 20 secondi per l'attacco del Forte dei Marmi, il blocco irregolare visto dal direttore di gara. De Oro, c'è l'intervento del direttore di gara, De Oro prova a protestare, fallo fischiato a favore del Forte dei Marmi e blu a Alberto Cabiddu. È sotto gli occhi del direttore di gara. Blu di Alberto Cabiddu, cartellino blu per Cabiddu. Contatto colto dal direttore di gara che ha allontanato l'espulsione temporanea il giovane giocatore grossetano, quindi tiro libero per il Forte, va Turner e c'è la parata di Fongaro con l'aiuto anche dei pali della porta, ha provato ad alzare la pallina Turner
Grosseto in inferiorità numerica per 2 minuti quando ne mancano poco più di 6 al termine del primo tempo, con l'espulsione di Alberto Cabiddu. La parata su Turner, poi Turner sulla ribattuta non trova la porta. Allora abbiamo il Grosseto che prova ad alleggerire, recupera il Forte, situazione di power play per i rossoblu che hanno l'opportunità di stringere e chiudere il primo tempo con un parziale maggiore. Si allunga sul terreno di gioco Barragan, prova ad alleggerire la pressione. Ricompone il triangolo difensivo il Grosseto. Forte in attacco col power play dopo l'espulsione di Cabiddu. C'è spazio per attaccare Fongaro, la pallina ha attraversato l'area, rimane a disposizione del Forte e poi la conclusione, ancora la parata con il corpo sul tiro di Francisco Epinasar. Paghi mantiene il possesso, sta nell'angolo, Paghi allontana di sponda De Oro. Termina l'inferiorità e ha provato il colpo Francisco Epinasar, è rientrato Saavedra. Scappa al pericolo il Grosseto che supera i 2 minuti di inferiorità numerica, difendendo il parziale. Rifiata la squadra di Massimo Mariotti che chiama time out. A 4 dal termine della prima frazione, sotto di un gol. Forte dei Marmi che raccoglie con Ambrosio, ora si ripropone in avanti. Chiude la difesa Maremmana. De Oro costretto a tornare sui suoi passi. C'è un'infrazione di possesso, ma c'è anche il time out che era stato chiamato, secondo time out del primo tempo per la formazione maremmana. Superato quindi dal Grosseto il momento di inferiorità numerica con il cartellino blu di Cabiddu. Ha messo per 2 minuti la squadra in inferiorità numerica. Grosseto che quindi resta in scia con un gol di distanza dal Forte dei Marmi. Forte dei Marmi che è partito subito forte con la doppietta di Eric Turner. Versinesi in attacco, aver riconquistato palla sull'infrazione di campo prima del time out. Allora Turner va da sé e va a scaraventare in rete. Gran gol dalla distanza. Eric Turner per il 3-1 e un gran gol dalla distanza per il tris personale, il tiro forte sotto la traversa. Si è già tornati a giocare col Grosseto che si propone in avanti. La parata, il break di Turner al centro, para su Ambrosio, Fongaro. Ora risponde il Grosseto dalla parte opposta con Gnata che si oppone all'attacco dei maremmani.
recupera Sigliero, secondo gol del Grosseto. E botta e risposta con la rete di Sigliero, che ha fatto tutto da sé, ha recuperato palla sull'uscita del difesa, scoperto il Versilia Club Forte dei Marmi, e accorcia nuovamente la formazione di casa. 3-2 Forte, che attacca con Turner, autore di tutte le reti dei rossoblù. Allora il centro per Ambrosio, che protesta. Protesta per un tocco anche Massimo Mariotti, ora che vuole la rimessa. Concessa al Grosseto, vediamo, quindi ha visto il tocco sul tiro terminato alle stelle di Saavedra. 2 minuti da giocare, un gol separa le due formazioni, col Grosseto che prova a imbastire l'attacco. 20 secondi nell'angolo, Sigliero, c'è il tocco irregolare, il tentativo di addomesticare questa palla che schizzando sul raddoppio portato dalla difesa del Forte dei Marmi. Dai e vai con la conclusione di Patrici Pinasar, che non trova la porta di Fongaro. Allora Grosseto a metà campo riceve De Oro, controlla, non forza, ristagna il gioco da Barragan, si torna da De Oro, finta al tiro, supera la metà campo, c'è il blocco di Saavedra che è stato cacciato via. 10 secondi, allora, Sigliero, De Oro, palla innocua che arriva alla difesa ed è controllata da Turner. Saavedra trattenuto, 27 secondi, cartellino giallo per proteste per Patricio, Pinasar e Ambrosio. Continua a battibeccare Ambrosio con il direttore di gara. Un richiamo, un cartellino giallo per i due giocatori, se non ho visto male, del Forte dei Marmi. Ultimi secondi del primo tempo, probabilmente il Grosseto proverà, ha provato ma non è riuscito Sigliero a gestire l'ultima azione, quindi che ora è appannaggio del Forte. Sette secondi, Turner ha cercato Ambrosio, allontana la difesa del Grosseto, va a chiudersi con il parziale di 3-2 questo primo tempo, con la tripletta di Eric Turner.
il gol di Barragán per il momentaneo 2-1 e quello di Sigliero per il momentaneo 3-2 che manda le formazioni negli spogliatoi. Noi ci fermiamo un attimo con la cronaca, vi lasciamo sulle immagini in attesa del secondo tempo, ci risentiamo fra circa 10 minuti.
Vai tranquilla, faccio. Ferma. Dai, poco un po'. Vai, dagli un po'. Andiamo in cronaca per il secondo tempo della sfida fra Grosseto e Verseria Club Forte dei Marmi. Pochi secondi di gioco per il momento, con il risultato che è rimasto quello della fine del primo tempo, grazie alla tripletta di Eric Turner, che adesso porta in avanti l'attacco per il Forte. Il tentativo di Ambrosio di chiudere il tapin, ancora al Forte dei Marmi con Ambrosio, la girata. Il fallo a seguire la parata di Fongaro, Fongaro che si è disteso e con il braccio ha parato. E poi il tocco con la mano, se non ho visto male, dovrebbe essere il tocco con la mano di De Oro. Mi sembra fischiato a De Oro. Il rigore a favore del Forte dei Marmi con Eric Turner che va per tentare il poker dopo aver realizzato 3 reti. Il tiro centrale di Turner, ha provato a far cadere Fongaro, che non si è spostato troppo, e allora dalla parte opposta la conclusione forte, Cognata che sposta anche la porta, si oppone all'attacco del Grosseto. Sigliero. Grosseto con Sigliero allo sviluppo, Sigliero in area, poi tenta la girata, giocata difficile, comunque recupera la sfera per Saavedra. Dietro la porta di Ignata il capitano del Grosseto. Gira a largo Barragan, non va a concludere, si va da De Oro. De Oro, spazi chiusi. E allora si continua con Saavedra. Conclusione di Sigliero che ha un po' incespicato sulla palla prima di concludere con il bastone. Ignata controlla. Forte dei Marmi con 30 secondi alla costruzione. Turner alla finta, poi va in area, intercetta Sigliero che chiude. Barragan, tiro forte ma poco alto, che colpisce le protezioni esterne del campo. Ci sarà la pallina che sarà contesa. Schizza dalle parti di Saavedra, che mantiene dunque Grosseto in attacco con De Oro che riceve dietro la porta. Saavedra controllato, allontana la sfera, si va a ricostruire dal basso con Sigliero. Saavedra allontana la difesa, recupera Ambrosio. Forte dei Marmi per altri 25 secondi di sviluppo dell'azione. Ambrosio lascia Turner, Eric Turner che prova a accelerare e si arresta, il passaggio impreciso, c'è spazio per la ripartenza del Grosseto. Barragan trova Ambrosio davanti a sé.
La pallina che passa davanti alla porta di Ignata che la allontana. Ancora il Grosseto con la circolazione di palla a inseguire il Forte avanti di una lunghezza. L'intervento del direttore di gara che fischia fallo a favore del Forte dei Marmi, che riparte adesso e col subentrato Borgo, è entrato dalla panchina. Due giocatori su Borgo, ora si appoggia ai compagni. 25 secondi per lo sviluppo della manovra. Turner sale dalla metà campo. Circolazione di palla, a cercare spazi, pochi secondi però. Allora si va. Hanno provato a innescare in area Turner i giocatori del Forte, la squadra di Gerone. Si vede rubare la palla oramai quando era finito il tempo per lo sviluppo dell'azione. Costruisce il Grosseto senza trovare spazi. Sigliero prova ad attaccare dal lato corto, si arresta dalla porta di Ignata, poi prova l'alza e schiaccia. Contatto col portiere, col capitano del Forte. Riparte il Grosseto con 45 secondi da giocare. Sigliero controlla questa azione d'attacco, cerca di liberarsi di Francisco Pinasar, poi nell'angolo porta la pressione. Forte va da Turner che smista, fa salire i suoi. Il recupero del Tonci, De Oro al limite, poi la conclusione del Tonci che è ancora in possesso di palla dopo il primo tentativo. Secondo tentativo ancora contro Ignata e nulla di fatto. Blocco irregolare portato da Borgo su Sigliero che va a riposare. Rientra in campo Saavedra. Il gioco che è fermo per una specie di break, anche cambiare le protezioni. Vediamo, asciuga il casco Fongaro. 17 minuti da giocare. Forte avanti per 3-2, il parziale con cui si è chiuso il primo tempo grazie alla tripletta di Henrik Turner. Grosseto che riparte, va dalle parti del Tonci, poi si allunga e c'è il gol fortunoso, ma è il gol del Grosseto del 3-pari. Allora vediamo, è la pallina che si alza, è il tocco. Saavedra riesce, diciamo, in un tocco sull'alzata di De Oro, la pallina che poi inganna Ignata che se la vede sfilare sul palo più lontano. E il 3 pari
riporta in parità le due squadre. Allora la deviazione di Saavedra vale l'aggancio del Grosseto, poi doppio tentativo del Forte con i Pinazar che per 2 volte si trova davanti Borgo, era Patricio Pinazar. Turner che elude Barragan, poi lascia per Borgo che provava a sovrapporsi, recupera la difesa biancorossa, la squadra di Mariotti che ha recuperato pochi istanti fa dopo essere stata in svantaggio tutto l'incontro, praticamente dall'inizio della gara. Chiama al time out Mirko De Gerone al prossimo intervallo andrà a parlare con i suoi. Grosseto allunga su De Oro gira via, va via a Borgo, poi De Oro a terra in aria, tutto regolare, ripartenza 2 contro 1, Turner, la parata di Fongaro, la pallina resta lì e Filippo Fongaro si oppone al 2 contro 1, poi il Tonci, De Oro che va per Saavedra, applaude Massimo Mariotti, usciti da una situazione difficile, giocatori del Grosseto. Prendono fiato dopo la lunga rincorsa, la squadra che è tornata in parità. Ora prova a gestire questa fase d'attacco, 15 secondi, lascia per Saavedra, si va da Barragan al centro, De Oro è in ritardo su questo passaggio, quindi è il Forte dei Marmi che può riproporsi in attacco. C'è spazio per la girata, sin troppo spazio per Patricio Pinazar, si mandano a quel paese Barragan e Fongaro, non si sono capiti su questa lettura difensiva. Il Forte dei Marmi prova con più insistenza a fare la partita, però senza eccedere nel pressing, lasciando abbastanza tranquilli i portatori di palla del Grosseto che possono provare a giostrare l'azione abbastanza a lungo, quindi c'è la possibilità per le due squadre, insomma, di giocare ancora a viso aperto. Ora Borgo con Pinazar che ha perso il bastone, quindi favorisce la ripartenza del Grosseto. L'alza e schiaccia di Saavedra che non trova la porta, c'è Gnata attento sulla schiacciata del capitano. C'è il fallo ora di Saavedra su Borgo. La timida protesta di Saavedra, c'è il rigore, secondo rigore di serata per il Forte. Il fallo su Borgo e ci sarà il rigore, mentre le due formazioni vanno a parlare in panchina. Noi andiamo a rivedere quella che è stata l'azione con l'alzata di De Oro che ha trovato praticamente la deviazione di Saavedra per il 3 pari. Pronti per il tentativo di Turner che va a cercare per la seconda volta
il poker personale. Turner che sfida Fongaro, palo, la palla torna sul bastone di Turner e poi la pallina che nel fase di la pallina è sbattuta addosso a Sigliero, poi è arrivata una borraccia dalle panchine, l'arbitro è andato a cercare chi ha tirato la borraccia, è arrivato il blu per Massimo Mariotti, se non ho visto male, è andato diretto dall'allenatore del Grosseto. C'è il cronometrista però che va insieme al direttore di gara a cercare di ricostruire allora. Dunque credo che sia stato allontanato Cairo, credo sia stato allontanato con il rosso Cairo, quindi come responsabile individuato dalla panchina credo Gabriel Cairo, l'ho riconosciuto, diciamo così. E quindi vediamo di ricostruire quello che è stato la decisione del direttore di gara. Allora, dopo il cartellino rosso sventolato in panchina a Cairo ci saranno quindi minuti di inferiorità numerica per il Grosseto. Non so se è stato conteggiato, è stato tolto poi il blu a Massimo Mariotti, che era stato immediatamente attinto dal cartellino blu. Power play per la formazione versigliese. Si torna a giocare con il Grosseto che difende il 3 pari con un uomo in meno dopo l'espulsione combinata ai danni di Cairo. Il tiro con la parata di Fongaro. Pallina contesa, la palla schizza e sul tentativo immediato è Ambrosio a tentare di inquadrare la porta. Power play forte che prosegue. Turner si allarga a cercare al centro il passaggio, poi il tentativo di Ambrosio, ancora il tiro di Ambrosio, ancora la difesa del Grosseto che si oppone. Sulla deviazione c'è la ripresa del gioco a favore dei rossoblù. Si ricompone l'attacco dei campioni d'Italia. Il tiro, la traversa, colpito la traversa inferiore, quindi Francisco Ippinasar vicinissimo al gol. E il gol arriva con Turner che imbrocca per la quarta volta dalla distanza la rete. E per la quarta volta andiamo a rivedere il tiro di Turner che realizza il poker sfruttando il power play.
Ora torniamo presumibilmente in partita con le, diciamo, solite proteste per cercare di capire dalla parte opposta quali cartellini sono stati scontati, quali no. Vediamo che il Grosseto è nuovamente in parità numerica. Quindi 5 contro 5 dopo la rete di Turner. Forte dei Marmi che attacca dopo essere tornata nuovamente in vantaggio. Passaggio al centro intercettato, il Grosseto che si getta in avanti con Saavedra, non aggancia Stefano Paghi. Torna il serve Ambrosio, la parata di Fongaro, tiro centrale che ha trovato Fongaro. Paghi per il Grosseto, va da Barragan, ancora a inseguire Barragan al tiro, nulla di fatto. Allora Ambrosio finta il tiro, lascia ai Pinazar, Turner, il Pinazar, ancora ricacciato all'indietro, Borgo troppo profondo, infrazione di 5 secondi, quindi il possesso è grossetano. Si viene fischiata una pallina contesa. Sigliero lascia Barragan, De Oro, Sigliero, inserimento laterale di Barragan, il recupero di Pinazar che va per servire Ambrosio, Francisco e Pinazar lascia Turner, ancora forte dei Marmi che prosegue nella circolazione di palla. Turner, Borgo si gira, c'è davanti a lui Sigliero, 15 secondi, si va da Ambrosio, pochi secondi, Ambrosio si appoggia all'indietro, la pallina è allontanata ma sta per terminare il tempo per l'attacco rosso-blu. Forte 4, Grosseto 3. Finta Barragan, non va a concludere, si va da De Oro, aggancia Saavedra, Barragan, Saavedra in area, contatto, c'è il contatto fischiato dal direttore di gara, contatto che è cominciato fuori dall'area per l'interpretazione dei segni fatti dall'arbitro, una trattenuta prolungata. A pochi centimetri dal dischetto del tiro libero. Una punizione per il Grosseto che è indietro di una lunghezza e nel secondo tempo aveva equilibrato il match con la spizzata di Saavedra, poi il rosso per una situazione piuttosto confusa con una bottiglietta che è volata dalla panchina.
con il power play sfruttato dal Forte dei Marmi. Time out chiamato dalla squadra versiliese mentre attacca Turner al tentativo di chiudere Ambrosio che trova il palo. Sigliero, pressing offensivo portato dal Grosseto che però non riesce a intercettare, allora Forte dei Marmi che rallenta il gioco, si porta nella metà campo. Francisco Ipinazar attende i compagni, serve sul versante opposto, pochi secondi alla conclusione. Allora vediamo se Francisco Ipinazar converge, va al tiro, la pallina è deviata da Sigliero col time out del Forte che è tornato il vantaggio con questa azione che andiamo a rivedere e il tiro ancora una volta dalla distanza di Eric Turner che ha realizzato tutti e 4 i gol e 4 tiri dalla distanza. Passiamo agli altri campi con il Valdagno che ha recuperato 2-2 col Giovinazzo. Sarzana in vantaggio per 6-3 sul Montebello, Lodi in vantaggio per 3-0 sul Monza, Bassano 4, Sandrigo 0. Gara ancora in equilibrio qua al Grosseto con il Forte dei Marmi che ha fatto sempre la partita in vantaggio praticamente per quasi tutto l'incontro, recuperato per pochi minuti nel secondo tempo. E Grosseto che ora si getta alla ricerca del pareggio e che dovrà scoprirsi ulteriormente, cercando di far paura ai campioni in carica. Barragan, questo tentativo di verticalizzare, recuperata la sfera da Saavedra nell'angolo. Ha fischiato il fallo in attacco per il Grosseto, riparte allora il Forte dei Marmi con Rossi, non ha spazio Rossi, si consegna per i compagni, ora riceve nell'angolo, va dietro la porta di Fongaro. Borgo da metà campo, la corsa di Pinazar si arresta, va per Francisco Borgo, Francisco e Pinazar, lo scambio dal limite Borgo, la girata costruito fino allo scadere dei 45 secondi. Sotto la nostra postazione un contatto fra Borgo e Sigliero, le proteste del pubblico di casa che chiedeva il fallo. Ho interrotto il gioco il direttore di gara ravvisando un problema al tavellone, ma in realtà fa cenno che è regolare. Riparte quindi il Grosseto che era in possesso della sfera con 30 secondi da giocare. Saavedra cerca di smascare per De Oro, la parata, ma la parata di De Oro, ma viene combinato il fallo su De Oro.
È il fallo commesso da Francesco Rossi, è partito l'arbitro diretto a indicare il movimento compiuto irregolare da Francesco Rossi e l'opportunità, quindi è il penalty, il numero 3, Grosseto alla ricerca del pareggio. Barragan per 2 volte Gnata, per 2 volte Gnata, respinge il tentativo e protegge il vantaggio del Forte. Va a terra Rossi, ma il gioco è fermo per combinare una punizione a favore del Grosseto. Ora è Saavedra che prova a far tutto da solo. Borgo esce dalla difesa, Francesco Rossi, Rossi recuperato dal Grosseto, sale Saavedra, Sigliero al centro e l'errore di Barragan. C'era stata l'ottima opportunità costruita bene da parte del circolo pattinatori. Barragan che era arrivato a rimorchio e con l'opportunità di chiudere l'azione sul secondo palo ha cercato di infilare sotto la traversa tirando alto. Svanisce l'opportunità del pari per il Grosseto, che ha poco più di 5 minuti di gioco. Si riprende dopo il time out tecnico per Gnata, che era andato in panchina a sistemarsi le protezioni. Pinazar e Sigliero che combattono. Arriva il recupero di Saavedra. Saavedra che ora mantiene sulla metà campo l'azione del Grosseto, poi va a largo e viene recuperato da Patrizio Pinazar. Turner, Ambrosio, Forte che non accelera ma mantiene il possesso. Ambrosio va ancora dai Pinazar. Ambrosio lontano dalla porta, 10 secondi. Palo! Ha colpito il palo, bella l'incursione di Francisco Pinazar. La percussione centrale, lo slalom, poi il controtempo ha cercato di insaccare alla destra di Fongaro, ma ha trovato palo pieno con la palla che è stata poi nel rimbalzo anche sfortunato. Barragan, Grosseto, Saavedra la girata, De Oro era in area, ora recupera De Oro, la palla allontanata. Fongaro allontana sul versante opposto con la palla recuperata dal Forte dei Marmi. Squadre molto allungate. Time out chiamato da Massimo Mariotti che vuole raccogliere le ultime forze e le ultime idee, con Grosseto che dietro di un gol la necessità di trovare il pari. Pinazar, Francisco Pinazar ancora recuperato da Barragan. Sigliero al lato corto, va dietro la porta di Gnata.
Saavedra, De Oro, Saavedra, tutto chiuso, deviazione della difesa del Forte dei Marmi. Saavedra allontana la deviazione sul tiro di Barragan. Ambrosio e va a chiudere Ambrosio, Federico Ambrosio, il quinto gol del Forte dei Marmi, e con la squadra tutta sbilanciata in avanti Ambrosio in ripartenza va a realizzare il quinto gol. 2 minuti al termine, andiamo a rivedere la ripartenza. Il Pinasar trova Ambrosio dalla parte opposta. Chiude dopo troppi errori il miglior marcatore della formazione di De Gerone. 26esimo gol stagionale, 26 per Federico Ambrosio. Due minuti da disputare. Grosseto sarà bisogno di una impresa. Contro i campioni d'Italia. Al centro ha provato subito per Sigliero, contrastato da Francesco Ipinasar. Sigliero, la palla schizza via, controllata nell'angolo da Saavedra, lascia a De Oro. Il Tonci ha provato a innescare Barragan, il pressing offensivo. Saavedra, Barragan, esce dalla difesa Ambrosio, la pallina schizza in tribuna. Con 90 secondi, anzi 93 secondi da giocare, la pallina si è infilata sotto le tribune. Sigliero ha provato a sorprendere Ignata sul primo palo. Ancora un tentativo bloccato dalla difesa del Forte, che poi allunga per il Pinasar, che va a terra, perde il contatto con la sfera. De Oro, provare a fare tutto da solo De Oro. Palo colpito da Eric Turner, che è andato vicino alla cinquina. E chiaramente tutto sbilanciato il Grosseto. Turner vicino alla cinquina personale. Sigliero, colpito Sigliero, si continua a giocare. Regolare per il direttore di gara. Ambrosio colpisce la traversa, ancora Ambrosio, ancora con l'opportunità di arrotondare per il Forte. Comunque ci crede ancora il Grosseto. Si oppone ancora Fongaro, manca pochi secondi oramai alla fine. Grosseto che ha provato ad accorciare sino all'ultimo istante. Ultimi istanti di gioco e termina l'incontro di Grosseto con il festante chiasso dei tifosi versigliesi col Forte dei Marmi, che si impone per
5-3 a Grosseto grazie alla prestazione maiuscola di Eric Turner, che realizza 4 reti, e poi Ambrosio che ha chiuso nel finale di partita suggellando l'incontro, realizzando l'ultima rete per il definitivo 5-3. Grosseto che ha rincorso alla lunga, ha accorciato le distanze da prima con Francisco Barragan, poi con Mattias Sigliero, era riuscito a tornare sul 3 pari con la rete di Saavedra propiziata dal tiro di De Oro. Poi dopo il 3-3, come detto, il Forte ha chiuso la partita e avrebbe potuto anche arrotondare ulteriormente, quindi cambia poco per la classifica delle due squadre, col Forte che si porta a quota 60 punti. Il Trissino poi giocherà domani. Resta a quota 23 punti il Grosseto, quart'ultimo, quindi 11° posto, quello che vale il miglior piazzamento dei play-out che sono un po' lo spauracchio della formazione grossetana, che si sta trascinando in questo finale di stagione e aveva avuto più di una volta l'opportunità di staccare il definitivo pass per la permanenza in categoria. Servirà l'ultima gara di campionato per capire il destino del Grosseto quando sarà di scena a Novara. E c'è il giro di campo per il saluto, e quindi restano col fiato sospeso i tifosi biancorossi. E dovranno attendere il risultato di Novara. Allora io ringrazio Beatrice Ovelli alle riprese, con me Valentina Nesi per le sovrimpressioni alla la messa in onda. Da Fabio Lubrani è tutto per questa sera, con il risultato finale che ha visto il Forte dei Marmi imporsi per 5-3 a Grosseto. Terminano le gare interne del campionato regular season di Serie A1. Noi una buona notte e un arrivederci.